amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Ben ritrovati amici di Partenope TV e che dire, vi diamo proprio il benvenuto con una spettacolare serata, anche perché sapete che noi trattiamo la musica bella non solo di Napoli ma anche quella nazionale. E questa sera però, prima di presentare colei che è venuto a trovarci, ma anche perché i social hanno parlato tantissimo, anche il giornale, il nostro Roma, il nostro quotidiano di questa mattina ha parlato di una nota artista italiana della musica nazionale, però lei è un'anima mediterranea. E insieme a me però ne parleremo con Antonio D'Addio, il nostro giornalista. Ciao Antonio! Ciao Ida, buonasera, bentrovati, terza puntata. Cresciamo sempre di più, Gianluca Capozzi, Monica Sarnelli, adesso è vero che l'hanno nominata tutti, però teniamo un altro po' di suspense, anche perché un artista nazionale che ha accettato il nostro invito deve meritare insomma tutto il nostro affetto, tutta la nostra gratitudine e tutta la nostra stima. Dicevi prima i social, i media partner. Ma hanno parlato tantissimi, davvero, anche perché c'è stato anche un articolo all'interno proprio della pagina Spettacoli, curata poi nei minimi dettagli dal nostro caporedattore, il nostro amicone di sempre, Diego Paura. Ti ringraziamo per il bellissimo articolo riguardo a quest'artista bella, dolcissima, meravigliosa, quest'anima buona che un po' ci appartiene, perché la Sicilia un po' ci assomiglia in tutto e per tutto, quindi siamo definite un po' le gemelle del nostro stivale, della nostra Italia. E poi c'è questa pagina come sempre che dà un forte indizio, ecco, a proposito di A tu per tu. Sì. Bene Antonio, dobbiamo ringraziare però... Prima di chiamare la nostra artista ringraziamo i media partner, La Voce di Napoli che ci sta seguendo in diretta su Facebook, quindi tutta Italia, tutti anche i parenti della nostra ospite che stanno in Sicilia possono collegarsi su Facebook, La Voce di Napoli, e seguire in diretta tutta la trasmissione. E poi Radio Amore che trasmetterà tra qualche giorno giovedì alle ore 21. Giovedì alle ore 21 Radio Amore, il quotidiano in Roma, e quindi tanti amici poi anche di Facebook, testate web che ci stanno seguendo, ma abbiamo parlato troppo. Però non dimentichiamoci di Amati e ti ameranno, chi ha curato i nostri outfit, Licia Giametta, le spose di Licia, hair stylist il nostro Gino Piazza, e poi make up a cura di Alberto. Un saluto grandissimo per te, ti ringraziamo per tutto quello che fai. Allora, è arrivato il momento? È arrivato il momento, io direi che questa sera a tu per tu ce lo trascorriamo e ce lo passiamo con Francesca Lotta. Wow, l'hai presentata, volevo che appunto la presentassi Antonio, una voce bella maschile, perché insieme a Francesca Lotta e presento anch'io il sesso maschile, perché tu hai presentato quello femminile, ma io presento lui, il musicista di altri tempi, lui che si definisce sempre l'eterno giovanotto, lui che è sempre in pole position, lui che è anche un simpaticone, ragazzi. Vabbè, in questa settimana è successo di tutto con Francesca, ad informarci. Paolo Rinaldi e Francesca Lotta! Eccoli! Ci siamo, vai! Buonasera, ciao, benvenuti. Da lontano, grazie, con ciao. rispetto, ma... Come state ragazzi? Ma da paura, direi. Ma da paura, dite la ancora verità. di più. Nel senso che abbiamo tanto... Attacco la chitarra intanto. Attacca la chitarra. Attacca che dobbiamo fare tanti live qua, dobbiamo un po' ricordare Che le meraviglia. vicende della nostra Francesca Lotta, e che piacere averti. Mamma mia, non puoi capire, perché in questi giorni abbiamo parlato talmente tanto ed è bellissimo, perché siete delle persone meravigliose. Lui, ho visto delle foto addirittura del 92, che è un concerto con Aleandro, abbiamo delle foto insieme, che bello. Ne stavo parlando prima con il make-up artist, Giacomo Alberto, avevo detto prima, dicevo guarda che è un artista che veramente ci ha trasmesso tante emozioni dal 1991 fino ad oggi, con la sua anima mediterranea, l'anima ecco anche un po' sola, perché hai voluto comunque distrarti da tutto quello che è successo, però ci arriveremo pian piano, quindi vogliamo fare un bel percorso, soprattutto con questo bello ometto che ho vicino, me l'avete messo proprio vicino, quindi da paura ragazzi, affronteremo in meglio questa puntata. Soprattutto vogliamo proprio ringraziare di cuore Francesca, perché non è facile avere un ospite oltre la Campania, e quindi ci hai fatto un bellissimo regalo. No, il regalo me l'avete fatto voi, perché io con la Campania ho un rapporto speciale, perché sono stata anche sposata con un napoletano. Sì.
di Torre Annunziata, e ho avuto una suocera meravigliosa che per me è sempre stata mamma. E ancora purtroppo non c'è più, ma per me è sempre mamma. Perché sapeva cucinare anche bene. Non solo, no, ma è stata una mamma per me. Sì. Noi diciamo sia di Palermo, io sono di Palermo, siamo del sud, e da noi si ascolta nei vicoli la musica proprio napoletana. Sì. C'è un rapporto molto stretto, infatti il disco Anima Mediterranea è nato proprio dal fatto che io e mio papà, io quando ero piccolina, mio padre era tenore, e sentivo papà che cantava queste arie napoletane, queste canzoni antiche. Diciamo è stato un amore da bambina, e questo era un disco che dovevamo fare insieme con papà. Ricordiamo il grande Filippo Lotta, sì. E infatti tu sei proprio figlia d'arte, nasci con papà tenore che ti mette... Sì, nonno violinista, papà, mio zio attore cantante. E poi abbiamo letto che mia sorella e mio fratello sono, diciamo, mia sorella è soprano e mio fratello tenore. Ah, quindi proprio tutta la famiglia. Sì. Tutta la famiglia nella di musica. Sì, pure mio nipotino ha fatto anche lui il conservatorio, mia nipote sta facendo il liceo musicale, cantante. Proprio nel DNA. È nel DNA. Vabbè, ti ha lasciato veramente una grande arte il tuo papà, anche perché ha vinto un festival in Sicilia nell'anno 1981. Sì, quando presentava Pippo Baudo. Sì, presentava Pippo Baudo, e c'era questa canzone, Suona chitarra mia, molto, che tra l'altro nel disco, che invito ad ascoltare. Francesca, ti abbiamo preparato tante sorprese. Ecco. Questa è una trasmissione che dura un'ora e mezza, che si intervalla di live e poi di contributi nostri, che sono dei regali che la televisione e noi ti facciamo. E c'è qualche Vi complice devo anche. E sperando, C'è qualche complice. no, soprattutto sperando che tutti i contributi e tutto quello che ti abbiamo preparato ti piaccia. Poi a fine puntata ce lo dirai. Se Vedremo, insomma, perché ti mi è devo piaciuto? preoccupare. No. Penso che sono tutte cose belle. E dicevamo quindi una carriera che parte da piccola, anche perché tu ho studiato studi molto, al da conservatorio. 9 anni cominci il conservatorio. Sì, al conservatorio violino prima, poi pianoforte, e poi ho fatto parte di 2 cori polifonici che erano proprio sia al conservatorio, e il mio maestro di solfeggio, che fece questo coro polifonico bellissimo, dove facevamo musica sia classica, jazz, blues, insomma era molto molto bello, e tu solo voci, ed eravamo circa una ventina di bambini, ragazzini, era una cosa molto bella. Però voglio arrivare, anche perché ci deve essere il primo momento live, lo dobbiamo alla tanta gente che in questo momento, ecco, è emozionata solo nel vederti, nell'osservarti, nella tua bravura, bellezza. Bellezza! Ma poi gliel'ho detto, sta in perfetta forma. Sì, No, anche ma io gliel'ho quando detto. stai in Nel perfetta 1991 con il Cantagiro, diciamo, no? Con questa chiamata urgente. Chiamata e poi urgente, chiamata sì, urgente. sì. Poi nel 1992 No, vi aspetta, ma ricordate? la cosa bella Vai, è che io praticamente, questo è stato il primo, diciamo, il primo 45 giri che è uscito, questa era la parte la A, e io sono andata lì, non sapevo neanche come funzionasse, com'era, come non era, e c'erano un sacco di personaggi, di cantanti che erano già stati a Sanremo l'anno precedente, quindi io ero lì invece che avevo fatto parte delle compilation l'anno prima, nel 90, nel gruppo, era Domenica In, insomma, non so perché. Sì. E quindi quando arrivai lì non sapevo bene come funzionasse, insomma cantavamo live e tutto quanto. La prima puntata ho vinto, la seconda ho vinto tutte le puntate. Che bello! E poi sono arrivata alla fine, alla finale, e quando sono scesa che ho vinto, questa è la scena più bella che io ricordi. C'era mio papà e mia mamma che erano giù che ad aspettarmi, e ho visto papà in lacrime, e quel momento non lo dimenticherò mai. Che bello, mai. che bello. La gioia che aveva mio padre, perché mio padre aveva fatto il Castrocaro, aveva tentato di fare questa carriera, però aveva mollato perché eravamo nate noi figli, lui era proprio giovane quando siamo nati noi, quindi si è sacrificato per noi, per cui per me fare questo mestiere, dargli soddisfazioni, era per me fondamentale per ripagarlo di tutto quello che aveva fatto per me. E invece nel 1992, quando vincesti il 42esimo Festival della canzone italiana, cosa successe con Non amarmi? Diciamolo! Diciamolo, cosa successe? Non amarmi è stata una cosa pazzesca, perché tra l'altro ti devo dire, nel 92 ancora era quasi, non si parlava della disabilità, si cercava di far finta che non esistesse. E quindi io ricordo che alcuni nostri discografici non ci credevano in questa canzone, pensavano che non fosse credibile una storia d'amore tra una persona che aveva un handicap e un'altra che no. Quindi
praticamente non eravamo supportati da tutta la casa discografica, quindi ci hanno detto che non era detto che ne saremmo andati a Sanremo. Il nostro produttore, che era Giancarlo Bigazzi, il grande Giancarlo Bigazzi, insieme a Mario Ragni, perché bisogna dirlo, anche Mario Ragni, che era il direttore artistico, che purtroppo non c'è più neanche lui, della Dischi Ricordi, loro due hanno veramente combattuto per noi, perché ci credevano molto in questo brano. Quindi noi sapemmo di essere a Sanremo solo dai media, praticamente all'ultimo momento, non avevamo né vestiti adatti, niente. Fai da te, Ci siamo praticamente comprati i vestiti a Sanremo, e non mi vergogno di dirlo, non avevamo neanche il truccatore personale, cioè eravamo così. Forse è stato anche quello, secondo me, il fatto di essere così veri, cioè senza montature. Siamo andati così come eravamo, con la forza forse solo di una grande canzone, che noi ci credevamo molto, ma gli altri ci avevano quasi convinto che sbagliavamo noi. Erano un po' titubanti della scelta. Sì, perché dicevano che non era credibile, quindi la gente non si sarebbe mai potuta rivedere in questa storia d'amore, e quindi non sarebbe mai potuto essere un successo. E invece la prima esibizione, tutto il pubblico in piedi. Dopo 20 secondi è partita un applauso a scena aperta. Dopo ci siamo raccontati con Aleandro che ci siamo veramente commossi, abbiamo provato i brividi, perché abbiamo detto: ma allora il messaggio di questa canzone, che è un messaggio molto profondo, perché il messaggio di questa canzone è che l'amore va oltre ogni limite, che per fortuna i sentimenti, le emozioni ce le abbiamo tutti, e l'amore riesce a trovare la forza di superare qualsiasi difficoltà. E ho capito una cosa, soprattutto con Aleandro, che molto spesso siamo più ciechi noi che vediamo. È vero. Brava, È vero. hai detto una cosa Purtroppo sacrosanta. è così, e molto spesso siamo noi che non riusciamo ad andare oltre, a vedere quello che ci sta. Paolo voleva aggiungere qualcosa? Paolo Rainaldi, che ogni volta si sbaglia, sì, la prima volta mi sono sbagliata anch'io. Ah, ok, meno male. Però io ho imparato... Ma è microfonato, Paolo? Io sono microfonato, ma io... Sì, è microfonato, sì. Ok, no, volevo dire... Vabbè, grazie di aver detto... Alza la voce, Paolo. Ma io ho una voce impostata, Sì, la posso anche alzare volendo. No, però Francesca, grazie. Vabbè, però il mio nome e cognome viene normalmente coverizzato, quindi a me diverte, insomma. E volevo dire che questa canzone non solo è stata, come ha detto Francesca, ma è stato anche un inno alla multirazzialità e soprattutto a chi viene da fuori, nel senso che c'è una strofa dove dice: non ti preoccupare, se vivi a Londra... No, dice una stupidaggine. Allora, molte persone, in effetti... Allora, intanto vi avviso, Paolo Rainaldi è un maestro, è bravissimo, però dice un sacco di... Ha una vena comica, Dai, a te? Gioca, sì. Quindi non prendetelo sul serio. No, in realtà molti hanno capito perché vivo a Londra, invece in realtà all'ombra. No, persino Fiorello l'ha sbagliata, l'ha cantata insieme a Levante e ha detto perché vivo a Londra. Francesca quella volta tramite messaggi che voleva la tinta color corvino no, lascia perdere. Con un tocco, diciamo, con un tocco di violino. La sera finale, proprio quando è stata annunciata la vittoria. Mamma mia. Allora, quando praticamente ci hanno annunciato, siamo entrati e c'era, come si chiama, l'ex moglie di Stallone, Brigitte Nielsen, che praticamente lei è 1,80 m di donna, più i tacchi, era quasi 2 metri praticamente, e io non l'ho vista. Cioè io non l'ho vista, io ci sono andata addosso. Cioè ti rendi conto, è allucinante, ero emozionatissima. E poi mio padre subito dopo, quando sono tornata, perché mi aveva organizzato una festa a Palermo, e mi ha regalato un braccialetto con su scritto, ce l'ho ancora: grazie per le emozioni che ci hai regalato. E mio padre era, lo posso dire, felicissimo. Tra l'altro io dovevo andare a Sanremo l'anno precedente, questo non lo sapevate, con Sentimenti, un brano di Aleandro. Scritto da lui. Bellissimo il brano. Se non che all'ultimo momento, insomma, Ti è stato shippato, ma non hai mai voluto dire da chi? Non lo posso dire, non lo voglio dire perché non è carino. E poi praticamente mio nonno, mi ricordo, disse: no, allora non lo so se riuscirò a vederti mai, speriamo che il Signore mi dia... Invece ce l'ha fatta. A vincere Sanremo. No, a vedere Sanremo e vincerlo. Ma adesso abbiamo chiacchierato tanto, la vogliamo sentire? Abbiamo chiacchierato troppo? La vogliamo perché se no qua i tempi... Vabbè, allora la rifacciamo dopo. Ma una domanda mi sorge spontanea e tu devi rispondere proprio sinceramente. No, sempre. Si comincia
con una canzone famosissima e si comincia vincendo Sanremo. No, beh, non ho cominciato vincendo Sanremo. Dico, ho cominciato hai cominciato prima, vincendo però, Cantogiro. però eri piccolissima quando hai vinto Sanremo. E poi diciamo una grossa responsabilità, ma anche un po' un limite. Beh sì, perché Non amarmi è stato un brano talmente famoso in tutto il mondo, in italiano, una cosa... Jennifer Lopez l'ha cantata con Marc Anthony in 2 versioni e ha vinto il Grammy Awards latinoamericano con Nome Ames, quindi pensa che addirittura è stato in Russia, non la mettevano come intervallo nella Rai, diciamo come se fosse la nostra principale, insomma, televisione di Stato. Ecco. E poi voglio dire, in ogni concerto, in ogni partecipazione te la chiedono sempre. Beh, questo è bello perché Non amarmi è una canzone talmente bella che insomma fa piacere cantarla ed è stato un onore anche perché ha sdoganato un po' questa idea del limite dell'handicap, invece tante coppie sono nate per questo. Davvero. E questo per me è un grande onore, devo dire che al di là di... non è la canzonetta, ecco, non solo è bella ma è una canzone profonda e questo è per me un onore. Però Antonio... È chiaro che poi ho fatto su un altro Sanremo, ecco, con un'altra canzone bellissima che dopo... Però aspetta Antonio, perché non ci guardiamo un po' il primo blocco, la fai da te, vediamo prima di arrivare a Fragilità e poi Un anno di noi? No, ci vediamo adesso, visto che lei ha citato, ha citato questo omaggio internazionale. Abbiamo preso un pezzettino di Jennifer Lopez, sia con Maluma che con Marc Anthony, che cantano Non amarmi, quindi guardiamocelo un attimo. Che meraviglia. Qua, Francesca è piaciuta più la prima versione. Ecco, abbiamo chiuso la parentesi con amarmi, ma adesso prima di far vedere anche un po' di cose che abbiamo preparato per la nostra cara amica Francesca Lotta, siamo onorati di averti qui, ecco, per l'appunto abbiamo preparato un po' di sorprese. Io sono onorata perché siete troppo forti. Grazie, grazie tesoro, grazie. Adesso invece... ci vuoi far ballare un po' alla nostra maniera? Sì, ma dovete ballare davvero. Lì da distanza ma ballare. Paolo, tu baila conmigo? Yes. Suonare per la chitarra, qualcun altro, qualcun altro? Allora, quale ci fai ascoltare? Allora, questa è una sorpresa pure per noi, quindi ce l'annunci tu. Sì. Allora, sempre tratto dal disco Anima Mediterranea, dove ci sono appunto canzoni antiche, siciliane, napoletane. Che dire, Maruzzella, un brano del grande Carosone, quello del 54, dedicato alla moglie, pare, che aveva gli occhi azzurri, pane, insomma così. Maruzzella, uè, Maro! Chi sente e chi non canta appresso a me, veramente sta faccia luna per vedere per tutta sta marina approci la resina, se dice guarda là una femmina che fa Maruzzella, sta vedendo l'occhio mare e mammi se pietta a me non dispiacere, sul cuore mi fai sbattere più forte donne quando c'è le scure, oh prima mi dici si poi roce mi puoi morire Maruzzella. Mare e mammi se pietta a me non dispiacere,
fai sbattere più forte l'onne quando c'è le scure. Oh, prima mi dici sì, poi rosa, rosa mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Oh, prima mi dici sì, prima mi dici sì, prima mi dici sì, poi rosa, rosa mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Fantastica! Paolo Renardi! Mua. Standing Francesca, anche ovation! diciamo musicista, anche Ma diciamo grande, grandiosa. brava. Prima nasco come musicista. Quindi nei Prima tuoi concerti, insomma, ti dai molto da fare. Adoro sempre le sfide, mi piace fare sempre qualcosa di diverso. Il prossimo Con quanta step energia anche. Grazie. Con quanta energia lo Ti fai. mancano i è concerti? l'amore per la musica che abbiamo noi due. Ti mancano i Pensa, concerti? ci mancano da morire i concerti e non vediamo l'ora di avere, diciamo, questo contatto col pubblico, perché noi in realtà abbiamo registrato video. diciamolo, Ecco, diciamolo che è importante. Ida, dillo tu. Sì, ascoltare, abbiamo ascoltate, fatto un video con un concerto live che abbiamo registrato in un teatro, perché sentivo l'esigenza di non stare fermi, perché io sono, lei ha capito un pochino, parlando un pochino di più, abbiamo parlato, io sono una guerriera, Sì. nonostante tutto il periodo che ho passato, diciamo, da po' un anno e problematico, mezzo. Sì, sì, da un anno e sì, mezzo. un problema oncologico, quindi ho dovuto sempre combattere, e questo è un messaggio molto importante, non Vogliamo abbattetevi dare- ecco, mai, brava. mai, perché c'è sempre, il sole splende sempre sopra le nuvole, quindi passerà. Io stringo i denti e dico dobbiamo andare avanti. Anche perché, Francesca, ci sono persone che giustamente si abbattono, poi sono tristi Purtroppo, sempre, sai cos'è? Che non non ne riempiono i loro serve. giorni. Invece la musica a volte serve, Sì, serve sì. per No, ma medicare ogni ferita, ma soprattutto come terapia Sì, personale, perché ecco, lei usa proprio la musica Assolutamente. per darsi forza e coraggio, perché sicuramente poi rinascerà del tutto, come i teatri anche, perché lei sta organizzando, si sta prodigando insieme a Paolo, Sì. proprio di questo concerto. Sì, ecco. questo video concerto che devo dire Sta andando stato bene anche. Sta andando molto bene. Volevo che lavorasse anche questo teatro Arcigliuto con cui Sì. abbiamo un rapporto veramente particolare con Giovanni Samaritano, quindi Samaritani, ogni volta mi sbaglio Sì. con Vabbè, può Da capitare. buon va. samaritano. da buon samaritano, perché mi viene in mente il samaritano, capito? E allora abbiamo pensato, dico, facciamo questa cosa, un lavorare, sia i musicisti, sia un regista che è Lorenzo Vella, che è stato bravissimo tra l'altro per la Nightingale Studios, che è veramente straordinario. I cori. No, c'è anche Giovanna Famulari, oltre a noi due in trio, sì, sì. che Giovanna Famulari è una grandissima violoncellista, che tra l'altro lavora con Tosca, Ron, con i più grandi, è veramente Sì, straordinaria. i tuoi colleghi, E lei sì. fa anche, sa cantare molto bene, quindi ha fatto anche i cori e suona pure le percussioni, quindi è stata una cosa Bello. bello, perché ci siamo ritrovati in maniera veramente, abbiamo provato pochissimo con Giovanna. No, Zero. cosa sta Praticamente un Paolo? mese, in un mese ci siamo visti praticamente pochissimi, 3-4 nulla. volte, però è stata una cosa, io e lui invece siamo sempre a provare. Sì. Cioè una cosa Cioè, che... ci proviamo, ma Però prima delle prove io so che la nostra Francesca Lotta deve dar da mangiare a Sì. tutti i suoi amichetti, alle oche, ai cani, ai gatti, Le galline. le galline. beh, stamattina ho scoperto. Prego. No, mi Antonio. aggancio subito a quello Ecco. che stai dicendo, perché se la regia ci manda il blocco numero 1, Quello delle non mi oche, dire. quello delle oche. se c'è il blocco numero 1, vediamo un po' Oddio, la che c'è? Francesca, Questo è perché ballo del entriamo un po' qualcosa. nella tua vita personale, Privata, vai. Ah. Vediamo Che un cosa po'. avete fatto?
questo amore per gli animali. Sì, ma devo dire che è importantissimo, i miei sono tutti trovatelli, tutti, cani e gatti, chiaramente le oche no, anche magari. perché non si comprano, si adottano, quindi Si un consiglio che adottano, dà anche Francesca. anche perché i trovatelli sono ancora più amorevoli, sono anche più sani, perché devo dire, tutti questi incroci diventano più forti, ma comunque al di là di quello, invece di abbandonarli... Paolo, cosa dici? No, non mi parli di sotto, non capisco più niente, sto parlando di una cosa importante, l'abbandono degli animali, mi raccomando, non abbandonateli, lasciateli o nei canili o qualcuno che li amerà, ma non abbandonateli per le strade perché potrebbero essere la causa di un incidente, di un grave incidente. Brava. Mi raccomando, veramente una cosa molto importante. Ti riempiono la giornata? Io se non avessi i miei animaletti e la musica io non lo so che cosa farei perché sono single. Anzi, sono su piazza, vi avviso. Quindi in napoletano mi hai fatto questa promessa che l'avresti detto in napoletano. Circa un bello guaglione. Un bello guaglione, assai, bello bello. Bello. No, Vai, più che bello dentro. Molto, però anche piacente, però soprattutto bello interiormente. Un uomo sincero. Non carnale. Arostan gli uomini sinceri, Arostan, la ci trovò. Hai visto, sono scappati tutti. Se ne sono andati via, non lo com'è, che Guarda il modo, sono spariti. Francesca, anche perché leggendo un po' le tue storie, insomma, non sei stata proprio tanto fortunata con gli uomini. No, devo dire che no, purtroppo... Agganciamoci, anche perché dare anche un messaggio a proposito di vittime di stalking è importante, quindi hai avuto una brutta storia, delle brutte vicende alle spalle e poi ci agganciamo perché so che c'è qualcosa di te in una canzone del 1993 che portasti a Sanremo, Un anno di noi. Ecco, c'è qualcosa? Ho indovinato? Ho fatto centro? No, sì, quella... in effetti l'ha scritta Giancarlo Bigassi insieme a Beppe Dati e si rifaceva in effetti una storia Marco Falagiani. Buttassi via gli anelli, tutto? Marco Falagiani è stato praticamente l'autore anche di Non amarmi, ma anche tantissimi brani, Gli uomini non cambiano. Noi stavamo insieme quando ho scritto Gli uomini non cambiano, io ho sentito come è nata Gli uomini non cambiano, è stata un'emozione pazzesca e quindi diciamo che poi però è andata male. Non è facile specialmente se si fa lo stesso mestiere, perché si è portati, uno va da una parte, l'altro va, quindi si finisce magari col perdersi. Ma al di là di quello, diciamo, non sono stata fortunata perché io purtroppo sono una persona all'antica, credo molto nella fedeltà, nel rispetto e purtroppo dall'altra parte è difficile. Quindi diciamo sono andate quasi sempre male per quello. La felicità quindi alla fine infatti di questa canzone, la felicità poi non è stata dalla vostra parte, il rapporto di coppia. No, purtroppo no. Però poi dopo quest'amore cosa è diventato? Beh no, poi per fortuna è diventata amicizia, quello sì, grande amicizia devo dire. A meno che non sia finita proprio male in alcuni casi, però generalmente insomma io penso che poi si può trasformare un rapporto in amicizia. In alcuni non sempre, casi, ecco. Quando dipende appunto come ci si è lasciati, che le ha fatte, che le ha graziate, capisci? Allora, prima capisci a me? hai detto prima deve essere sincero, poi altre qualità che vuoi? Oltre alla sincerità? La sincerità, l'intelligenza, la lealtà, l'intelligenza e l'ironia. L'ironia. Beh, Paolo è ironico. Paolo è fidanzato, perciò si può fare comunque. Io credo che per lavorare insieme non bisogna, è vero? Sei d'accordo? No. Di non unire mai le carriere. No, ma perché? No. Anche perché il nostro non è un lavoro, quindi vedo... Sì, però poi si mettono dei meccanismi, sai, gelosie, Comunque, cose, magari io che ne credo sa. che tu sei talmente facile come persona che è praticamente impossibile trovare l'uomo per te. È facile, aspetta, detto così facile che no, vuol dire nel senso... semplice, semplice, ecco. non facile. Lei è genuina. No, perché le solite cose, un uomo serio... È normale, no, non è impossibile, Ida, quasi impossibile. Che te la capo malata. Te la capa fresca, l'abbiamo detto anche per Tra qualche minuto arriveranno, no, è cambiata. Tra qualche minuto arriveranno le prime domande dalla pagina ufficiale della Voce di Napoli che ci sta seguendo in diretta. Dai, nell'attesa di queste piace. domande vogliamo sentire Un anno di noi? Oh, come? Non abbiamo... No, fatto allora la vogliamo col sentire Cairone. dopo? Sì. No, Vabbè, va andiamo a bene. orecchio. Andiamo a orecchio, mi piace. Mi piace. Na na na
eravamo lì a cena, probabilità nessuna, perché c'era lei, perché c'era lui. E quando ti incontrai per caso, sola non tentai difesa, ma non ci sembrò peccato raccontarsi un po' di malinconia. Cominciò così l'inganno e oggi amore già un anno che buttammo via gli anelli. Vada come va, quello che mi dai è felicità che sembrava impossibile a me. È un anno, lo sai, un piccolo film d'amore e di guai, di voglio e non vuoi, di giorni così. È un anno difficile, ma loro non puoi. È un anno di te, un anno di me, un anno di noi. C'è un silenzio in noi che urla mentre il mondo fa la guerra. Siamo tutti già sconfitti, siamo oggetti, sai, da buttare via. Ma questo amore ormai è un figlio, questo amore ci somiglia. Vada come va, lo voglio, vada come va, quello che mi dai è felicità e tu forse nemmeno lo sai. È un anno di noi, è tempo che va, di giovani che lo buttano via e poi mancherà. È un anno difficile, ma odiarlo non puoi. È un anno di te, un anno di me, un anno di noi, in un mondo che giudica senza pietà. Non so, amore mio, fare a meno di noi. Siamo i figli dell'ultima felicità che sembrava impossibile ormai. Ma è un anno, lo sai, un anno di noi. È un anno difficile, ma lo rivivrei. È un anno di te, un anno di me, un anno di Brava E che Francesca, fiato, complimenti. quante emozioni mi ha fatto rivivere. Sì. Però Paolo Rinaldi! pubblicasti anche Io e te, poi dopo ti trovasti ancora insieme alla tua grande amica Fiordaliso a Domenica Inn. Grande, sì, la mia cara amica. Pensa che noi siamo state tutto l'arco della trasmissione nello stesso residence, quindi noi stavamo insieme perché noi Tu hai all'epoca... fatto tante Domeniche Inn. Sì, tante, ma questa diciamo è stata forse la prima più importante da solista, perché le prime due ho fatto una con Marisa Laurito, ancora Sì. prima, poi con Edwige Fenech, proprio quell'anno lì che ho fatto parte delle compilation, e poi il terzo anno che c'era Mara Venier, che era il primo che noi Sì. ci piace Zia Mara, tanto, Zia Mara, zia Mara, ci fa impazzire. E quindi noi vivevamo nello stesso residence, praticamente una a un piano e l'altra, eravamo sempre insieme, perché all'epoca si provava tantissimo. La televisione di un tempo. Di un tempo Rigida, rigidissima. sì, provavamo veramente, considera dal martedì diciamo alla domenica si lavorava, quindi eravamo sempre insieme,
non abbiamo mai avuto un litigio, mai, anzi, lei mi consigliava sempre, perché io non sono mai stata proprio per il look, non sono mai stata brava, devo dire la verità, non sono una che brava. Allora lei mi diceva, sei una sciura, mettiti metti così, dai ti do io questo, mettiti questo, e mi azzizzava lei un pochino, mi dava un po', perché io non sono mai stata molto brava. E quindi non c'è mai stata rivalità, non c'è mai stata cattiveria, insomma io l'adoro. Fiorda è nel mio cuore e allora, tra l'altro lei ha avuto un bruttissimo... pure lei con lei. No, vediamo dove si trova adesso in questo momento. No, vediamo un po' i primi saluti, vediamo, i primi saluti per Francesca. Sì, vediamo. Ciao Francesca, un affettuoso saluto dal tuo contrabbassista, nella speranza di poterci rivedere presto, di condividere tante belle esperienze assieme. Approfitto per salutare anche il nostro caro amico Paolo Renaldi. A presto, un bacione grande. Ciao Francesca, mi hanno detto di farti un video e di dirti delle cose carine. Ma cosa ne sanno loro di quello che noi abbiamo passato? Cosa ne sanno? Delle cose bellissime che ritorneranno, perché ricominceremo a cantare, perché ce lo meritiamo. Sì, ce lo meritiamo. Ciao Francesca, dalla tua Fiordina. Che bella sorpresa! Antonello Mango abbiamo fatto da poco, devo dire... grazie a Paolo le ho conosciuto tutta la famiglia, perché lui ha lavorato moltissimo con Antonello Mango e quindi ho conosciuto i fratelli, è stata veramente una grande esperienza, una famiglia stupenda. E con lui abbiamo fatto una registrazione perché abbiamo dedicato un brano a grande Pino Mango e abbiamo registrato Mediterraneo insieme. Grazie Antonellino, grazie Fiordaliso, cioè Marina non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi, devi vedere ancora Francesca, devi vedere ancora. No, ti giuro. Tante belle sorprese, però volevo un attimo concludere sì, il discorso dicendo che se andate su tutte le pagine social di Francesca, Instagram, Facebook, tutte le pagine social, potete vedere come acquistare il concerto, perché Anima Mediterranea è un concerto, come ci stava raccontando Francesca, che hanno registrato proprio... Sì, non abbiamo fatto anzi solamente Anima Mediterranea, abbiamo fatto tanti brani tratti da Anima Mediterranea, ma abbiamo fatto anche dei brani famosi, i miei, Chiamata Urgente, Un anno di noi, Fragilità. Un'ora e 40, vero? Un'ora e 45. In due parti, è diviso in due parti e si può scaricare in qualsiasi momento sempre. E abbiamo chiesto invece di un biglietto, abbiamo chiesto una donazione. Perché in questo momento noi artisti abbiamo bisogno del sostegno dei nostri ammiratori, delle persone che ci seguono, che ci vogliono bene, perché veramente è un periodo in cui non riusciamo... No, da domani la troverete anche sulla mia page, quindi sulla pagina... No, davvero, perché ci tengo molto a questa cosa. Io volevo appunto che lavorassero, il regista, e stiamo intanto riusciti a pagare le spese, ma adesso dobbiamo andare a fare il prossimo progetto, perché nel prossimo progetto stiamo facendo dei brani nuovi insieme a... fare sentire. Non si può. Si prova da troppo tempo, non ci riesco. Lo so, guarda, un pezzo di questi, cioè tra l'altro lui fa degli accordi, lui ha una passione, la musica, avete sentito senti questo. Ecco, tipo Allora, prima però di andare avanti, dobbiamo leggerti almeno alcune domande fatte sulla nostra bella voce di Napoli. Dai. Quindi ci sono delle domande e poi dopo continuiamo anche con i tuoi preziosi live. Allora, Daniela dalla Sicilia, la tua terra, la tua amata terra. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? E poi, come mai tutto questo tempo lontana dal palcoscenico? Il Covid. No. In realtà ha ragione, sono stata tanto tempo fuori dalle scene, ma è stata una scelta, tra virgolette, scelta. Diciamo che ho avuto un periodo, circa 10 anni e qualcosa in più, di un periodo veramente difficile. Sai quando ti capita una cosa dietro l'altra? Effetto domino, ti sono capitate. Allora dici, oddio, mi sto rialzando, e risuccedono cadi. Ho perso un bambino, mio padre è morto, mia mamma si è ammalata, poi lei, poi io ho avuto un incidente, insomma, sai quelle cose terribili, e poi dici, non avevo voglia di mettermi in gioco, non avevo la forza. In quel momento ti dico la verità, ecco perché dico adesso ho ritrovato in me la forza di dire no, non devo lasciarmi distruggere dai problemi, bisogna affrontarli e avere la forza di
di andare oltre, perché ho lasciato che per troppo tempo. Ma la forza te l'ha data anche la chiamata di Oro Mai Più? Diciamo che io avevo già cominciato a registrare nel Mediterraneo, quindi il percorso era già iniziato. Oro Mai Più è stata, diciamo, la spinta finale per farlo uscire, perché non vi nascondo che non è stato facile economicamente parlando, l'ho prodotto da sola. E sono 16 brani, di cui c'è anche la versione di Non amarmi con Aleandro Baldi, in acustico. Tra l'altro nel disco ci sono 30 coristi, c'è il contrabbassista di Mina che ha suonato, Massimo Moriconi, Cristiano Noviti che è un vostro conterraneo, che è bravissimo, ha fatto, Anche questo si può richiedere tramite i social? Assolutamente sì, c'è un numero WhatsApp da cui mandare messaggi, chiamare. Hai spiegato molto bene. Esatto. Qualche altra domanda, Ida? Sì, con dedica personalizzata, con dedica personalizzata, perché è importante. Dopo facciamo vedere il CD, però adesso voglio concludere con i messaggi. Allora ti faccio tutte le domande, così rispondiamo tutte. Ok? Tanto hanno tutto, penso, lo stesso significato. Carmela da Napoli, sei bravissima, ti seguivo tantissimo, ci puoi dire nel futuro dove possiamo rivederti e risentirti come una volta? E se ci sono album in programma? Certo che sì! Dove sta l'album? Ta 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 ta! Anima mediterranea, Francesca Lotta. Sì, richiedetelo. Questa è una parte, adesso faremo questo nuovo disco che uscirà in estate, dove ci saranno invece brani inediti, oltre anche ai brani. Però io ho pensato una cosa, anziché fare il CD audio normale, eccetera, ho pensato di fare direttamente un DVD video. E stiamo cercando di farlo in una location particolare, in un sito archeologico, in un posto molto particolare. Uno dei brani, perché lo abbiamo fatto così, abbiamo fatto un team pazzesco, lui perché fa questi accordi bellissimi, e io su quelli gli faccio la melodia, e poi sto facendo i testi. Mi fai dire una cosa a proposito di questo? Oddio, io ho sempre paura, perché lui è pericoloso. No, ma sii serio, Paolo, stavolta. Perché non è mai serio, capisci? Sì. Vediamo. Vai. Allora, intanto poi tu non hai ancora detto qualche cosa circa una certa cosa di casa. E noi ora lo dirai. Però la cosa divertente è che io in realtà produco molte idee, insomma, in musica, e le produco in ogni momento, quindi la inondo di idee. Ho capito senti questo, senti quest'altro, senti questo. Lei, Paolo, non mi fare ascoltare niente, perché io in quel momento devo sentire il tuo modo, il tuo mood, il tuo sentimento, e sulla base di questo sento, No, e questa è una cosa istintiva e molto bella, la trovo bellissima. Una bella simbiosi che avete. No, sai perché? Perché se lui me lo suona di là, ci vuole il contatto per fare musica, non si può fare, è una cosa secondo me tristissima. Allora ho bisogno di questo, di sentire al momento, e poi registriamo, capisci? Quindi mentre lui suona io mi invento la melodia, è una cosa immediata, non si può fare tramite... Sarà un bel disco, sinceramente. Sì, e poi uno dei brani, tra l'altro parlo di una... No, posso dire. Non lo posso dire. Tornerai, sorpresa che sto facendo con una persona molto cara, molto vicina a me, che non posso dirlo perché mi sta seguendo, è mia mamma. Non glielo posso dire. Vabbè, non posso dire che cosa è. Sa che c'è qualcosa, ma non sa che cosa. Tornerai a presentarcelo. Mamma, certo che devi tornare. Mamma, è per te. Perfetto, allora io concludo con le domande. Allora, c'è Jessica, so che hai avuto dei momenti brutti da superare, ci puoi dire cosa ti ha dato la forza di non mollare mai? Ti stimo come artista e persona. E poi concludo, Francesca Montani, non vediamo l'ora che questo periodo finisca per venire ai tuoi concerti. Lei è una delle alottine proprio sfegatate. Grazie Franci. Ma sai, appunto, come ripeto, come ho detto poco fa, nel primo periodo io non ho reagito molto bene, anche perché per esempio mio padre era la mia vita, mio padre era tutto per me, era il mio maestro di canto, era il mio maestro di vita. Mio padre mi ha insegnato a essere una persona umile, a essere una persona rispettosa. Mio padre era molto bello, ma mio padre mi diceva sempre non dare mai importanza all'aspetto esteriore, perché la bellezza col tempo sfiorisce. La tua anima può solo crescere se tu la coltivi e dai sempre il meglio di te. Questo era mio padre, era una persona molto saggia e molto profonda. Per cui quando mi è mancato lui è come se mi fosse sprofondato il mondo intero. Cioè, amava come me gli animali, cioè era una sintonia troppo forte tra me e papà. Quindi da quel momento in poi
quella è stata la batosta, insieme alla perdita del figlio, le 2 batoste più grosse della mia vita. Della tua vita. Quindi Però adesso non è che io sono, voglio dire, Wonder Woman, no. Poi a un certo punto della vita mi sono resa conto a cosa è servito a battermi. Purtroppo niente, anzi. E allora ho capito che l'unico modo per superare i problemi è proprio affrontarli, guardarli in faccia con coraggio, anche se fa male. E trovare sempre qualcosa di nuovo. Ecco, forse quello è il segreto, studiare, inventarsi qualcosa, le passioni, coltivare le passioni, perché quelle ti danno la forza per reagire, Francesca. almeno a me. Ma aspetta Antonia, però ci sono delle persone che sono molto molto vicine a Francesca. No, però dobbiamo far vedere, ha parlato tanto del padre. Ecco, volevo per l'appunto Parlato tanto prima del padre. una canzone in siciliano. Ah, ok. Sì, Quale facciamo? Quella che più ti Cutiludisi? piace. sta, dai. Facciamo un'allegra perché... È normale. Dai. Allora, ok. Ci sono tante persone Però che anche vogliono Ciuri Ciuri ascoltarti. non era male. Vabbè, ma Cutiludisi. Vai. Ciuri vuoi fare? Titolo? Cutiludissi, Allora, è una che è canzone bellissimo. di Rosa Balistreri, Sì, la nostra sì. cantautrice proprio che per noi è stato il vessillo della musica siciliana, perché lei è stata una delle donne più coraggiose, insomma, perché ha dato proprio a noi donne la forza di reagire e ribellarci, che io sono una ribelle di natura e questo mi è sempre legato a questa grande Rosa Balistreri. Cutiludissi. Stari, meglio la morte e non ti studio l'uri, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume e cori, l'amore mio si tu, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume e cori, l'amore mio si tu, ehi, la 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 Lucori mi scricchia, a picco 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 picca, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume e cori, l'amore mio sei tu, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume e cori, l'amore mio sei tu, ehi, la 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 la. Il nostro editore Angelo Ucciero e il direttore artistico Renato De Carmine, guardate qua. Cosa ci ha portato questa sera? Che regalo ci ha A me mi ha fatto? portato fortuna, Francesca, dalla prima Paolo volta che Reinaldi pure! Paolo, vabbè, tu sei il primo, facciamo una cosa. Sì, mi ha portato prima Paolo e poi Francesca. Mi Va lavoro bene. io, quindi. Paolo e Francesca, poi hai no. parlato tanto di tuo padre che conosci tu, ma vogliamo farlo conoscere pure agli altri e quindi abbiamo preparato un blocco 2 per far conoscere meglio anche tuo Sbalordita, padre. Francesca. Va. No. Festival del 1981, edizione numero 2, vinse un cantante palermitano straordinario, una grande voce,
Purtroppo questo nostro collega è scomparso qualche anno fa e noi stasera vogliamo rendergli omaggio perché la canzone era molto bella, lui ci ha regalato canzoni straordinarie. Comincia lui con la sua voce sempre straordinaria, completerà l'esibizione la figlia, che è Francesca Lotta. La canzone è Sona chitarra mia, grande omaggio del festival a Filippo Alotta. Suona chitarra, canta e dillo forti, che tu sei tutta la persona mia, fatta con amore, dolcezza e conforti, e non si figlia di la fantasia, dicilo a tutti quanti i picciotti, che ti criai con senso e con vania, ci travagliai costanti giorno e notti, per dare scopo d'esistenza tia. Suona chitarra mia, che intona la mia voce, sta melodia dolce, tocca i cori e va. Abbiamo conosciuto anche noi, papà. Senza parole, la tua mamma sarà felicissima in questo momento di vedere queste belle immagini. Sempre dura, però... vabbè. Sì, vabbè, cambiamo discorso, dai, arriviamo a un Music Farm di Amadeus, va bene. Cosa successe? Perché io so una cosa, un aneddoto legato proprio al body shaming, mi sembra. No, ecco. nell'Ora Mai Più. In Ora Mai Più, l'altro, sì. Che poi era l'anno dopo, mi sembra, il Music Farm. No, allora 2018. Music Farm Del è 2018. stato no, ve lo so con certezza perché purtroppo era molto appena morto prima. Nel 2004, era appena morto papà. Cosa successe, Francesca? No, invece nel music, lì ero in forma, invece il music quando feci Ora Mai Più, io purtroppo già avevo problemi, diciamo, ormonali, per cui prima di scoprire che avevo questo cancro, ed ero gonfia, proprio mi ero gonfiata a dismisura, e quindi praticamente quando feci questo, tra l'altro io entrai in seconda puntata perché c'era la prima puntata, c'era Donatella Milani, che poi purtroppo ha avuto un problema personale, la mamma non stava bene, quindi mi chiamarono la sera prima per essere al mattino lì. Quindi l'ho sostituita in corsa, quindi è stato un momento... abbiamo provato un quarto d'ora con Fausto Leali, proprio un quarto d'ora, e siamo andati subito in una cosa folle. Vabbè. E quindi, essendo così un po' più... ero gonfia, proprio gonfia. Ho ricevuto nel sito proprio di Ora Mai Più tante brutte cose. Brutte parole. Parole, sì, di offesa. Allora, io trovo che sia sconvolgente, come scorretto e sconvolgente dare così tanta importanza all'aspetto fisico e soprattutto denigrare le persone, fare male, perché già uno soffre quando uno già non si sente in forma, non sta bene con se stesso, no? Cioè, ha già qualche problema. Ma mettere lì, cioè fare proprio male, trovo che sia di una cattiveria profonda. Addirittura negli Stati Uniti è diventato proprio cioè ti possono proprio, non so se dare... Punire, forse. Punire, non so in che modo, però comunque c'è proprio... È una cosa grave, molto grave. Invece, ecco, purtroppo tanti
haters che si mettono lì. Bravo. È facile. Si nascondono dietro la tastiera. È facile, è vigliacco. Nascondersi dietro un computer, un telefonino e scrivere. Vero. E buttando così queste cattiverie come se fosse nulla. Molte persone, ricordiamoci, che purtroppo si sono addirittura anche suicidate, non è il mio caso, chiaramente non mi lo farei mai. Mandiamo un altro messaggio, Però vai Francesca. questo è molto importante, i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, che magari, non so, si trovano in situazioni, è un'istigazione al suicidio ragazzi, quindi occhio, è molto importante non prendersi in giro. Trovo che io ho sempre trovato una cosa squallida, avevo una compagna di scuola che veniva sempre presa in giro. E io ho sempre avuto questo istinto di protezione perché non trovo io sono un senso della giustizia molto profondo, quindi quando vedo queste cose mi feriscono profondamente e divento un paladino proprio. Avrei voluto diventare, se no non avessi fatto la musicista, avrei fatto l'avvocato. Era uno dei miei. Senti Francesca, Music Farm tu hai conosciuto un napoletano nostro, Fiorellino, Gianni Fiorellino. Come? Certo, Fiorellino. Siete rimasti in contatto? In contatto no, però ho bei ricordi, è comunque una persona molto carina, semplice, insomma, devo dire che ci siamo trovati bene, tranne qualche volta, insomma, ci sono altre persone un po'. No, ma tu mi devi raccontare questo fatto perché l'abbiamo letto molto. Cioè, tu fai. Ho capito dove vuoi arrivare. Tu fai un album e canti con Loredana Bertè. Sì. E state d'amore e d'accordo. Sì. Poi fate Music Farm, litigate. Sì. No. O Roma è più diventa buona di nuovo con te. Sì. Come mai allora, questo ora fatto? ti racconto. Allora, vabbè, non è che abbiamo litigato per chissà che cosa. Allora, tu considera che nel 2004 io avevo appena perso mio padre, quindi venivo da un periodo molto difficile, avevo smesso di fumare da un po' perché avevo problemi con la voce, quindi. E lei invece mi fumava sempre, vicino, cosa che mi faceva tanto male, proprio alle corde vocali, mi era venuta una specie di infiammazione alle corde vocali. Quello è peggio il fumo passivo, è normale. Sì, e io cercavo, quindi per favore, Lorena, ti dispiace non fumare? E mi mandava. A quel paese. Mi mandava a quel paese, diciamo. Allora lì poi. Però, perché il soggetto strano. No, vabbè. Quindi diciamo che c'era questa cosa, no? Che, siccome sono un po' ribelle, non mi piace farmi mettere i piedi sopra, per le cose giuste, non per cose, siccome è una cosa di salute, allora no, se mi fa male non è giusto, quindi ho combattuto. E lei forse era abituata ad avere sempre tutti, perché avevano tutti paura, infatti poi sono stata buttata fuori, ma guarda un po'. perché lei giustamente ha un carattere forte. No, ha tantissimi ammiratori che magari hanno poi appoggiato giusto. Ma io non era cattiveria la mia, però io stavo veramente male. Cioè io però il suo caratterino, Però ti dico la verità, io l'ho ritrovata molto cambiata? più serena, sono felicissima perché lei è un'artista straordinaria, cioè è una leonessa ma da non come palco. Mia Martini, voglio arrivare a quel punto. Vabbè, sono due cose diverse. Due cose diverse. Lei è un animale da palco. Due sorelle ma diverse. Sì. Lei è un animale da palcoscenico, proprio ti tiene, è una cosa straordinaria. Non bisogna... Nessuno lo mette in dubbio. E poi ha fatto delle canzoni bellissime, cioè sei bellissima. E qualche omaggio invece alla sorella mia, per esempio, a Mia Martini? Ce lo vuoi regalare? O vogliamo fare? O vogliamo fare? Facciamolo. Decidi tu, però dai, decidi. Ho provato così ma al volo poco fa perché me anche perché Antonio abbiamo provato anche un brano di Pino Daniele, non so se no, ma poi non l'abbiamo neanche provato. La cosa bella è che anche prima ha detto non ho provato un anno di noi non l'ho provata e l'hai fatta benissimo, quindi se questo no, perché io volevo provare col cajon, che c'era il suono del cajon, come vedete qua, che non abbiamo fatto la prova, allora non volevo che succedesse qualche. E allora sì. Io ho avuto anche il grande onore di conoscerla perché avendo questa storia con Marco Falagiani, che era stato appunto l'autore suo, e con Bigazzi abbiamo avuto insomma in comune questa cosa, la vedevo spesso, una donna meravigliosa, molto sola, dedicata un po' a tutte le donne sole che hanno paura. In questo periodo sono anche io sola, sto imparando sto piano piano imparando ad accettare un po' la solitudine. Non è facile. E quindi a tutte noi donne, coraggiose, guerriere, che non ci abbandoniamo mai. Non finisce mica il cielo? No.
sarà dolore sempre cielo, fin dove vento. Chissà se avrò paura, il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida, sicura, sicura, non ci sarà chi rida di me, se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé che non finisce mica il cielo, e se la verità, oh no no, possa restare in questo cielo finché ce la farò, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà me, se avrò una faccia pallida e sicura, e griderà di me, che riderà di me, per ritornare in me. Adesso ti chiediamo di prestare molta attenzione, ecco, davanti a te, noi abbiamo il monitor preview, perché adesso ci sono un po' di saluti che tante persone che non ti lasciano mai sola hanno voluto farti. Allora, ho parlato capito. di Alottini e hai parlato di Alottini. abbiamo L'avevi dovuto capito? fare una, una grande selezione, perché Sì. ne erano tanti, però abbiamo scelto quelli più E poi rappresentativi. aspetta, però, dopo inseriremo anche un video di un caro amico tuo. Ecco, la regia sa a chi mi riferisco. Vai Francesca. Ciao a tutti e ciao amici di TV Partenopee. Allora, questo videomessaggio è per augurare a Francesca Lotta, mia grandissima amica, grande donna e straordinaria artista, tutta la felicità del mondo. Perché Francesca, io ti voglio bene, noi ci conosciamo da diversi anni, tanta gente ti stima, tanti fan ti amano, e non soltanto per la tua grandissima vocalità e per la tua arte immensa, ma soprattutto per la donna che sei. Sei una donna straordinaria, sappiamo tutti quanto sei impegnata nel sociale, quanto ti batti per le cose giuste e per i valori più importanti della vita. Ciao Franci, sei una persona davvero speciale, continua così che sei fortissima. Ti voglio bene, anima mediterranea. Franci, prima di tutto complimenti per il concerto di Capodanno, fantastico, e tu come sempre dalla prima nota all'ultima un'emozione unica. Io sono una fan scatenata di Francesca, la seguo fin da quando era alle compilation, infatti e poi non l'ho lasciata più, l'ho seguita nei suoi concerti e la ringrazio per avermi portato con lei e per aver riposto in me fiducia, perché non tutti gli artisti hanno fiducia nei fans, ma lei è stata subito dolcissima, subito affezionatissima, e di questo la ringrazio, perché oltre a essere una sua fans mi ha permesso di diventare una sua amica.
Io auguro a Francesca tutto il bene di questo mondo perché, ripeto, oltre a essere una grandissima artista con una voce potente, è una grande persona con un'anima indescrivibile che pochi hanno. Io gli voglio un sacco di bene. Franci, ti auguro tutto il bene di questo mondo e ricordati che sei il mio battito. Carissima Francesca, che quest'anno possa regalarti tanti sorrisi e tanta felicità. Meriti tutto ciò che il tuo cuore desidera, perché sei un essere speciale. Un abbraccio dal tuo Ottino Percusso, ti voglio bene, distanti ma vicini col cuore. Cara Francesca, mi viene difficile sintetizzare e rappresentare in pochi secondi tutto quello che il mio cuore ti vuole esprimere. Sei una persona bella, speciale e immensamente buona. Meriti ogni fortuna e ogni bene, che la vita ti sorrida sempre e che possa alzare in alto la coppa della vittoria su tutto. Sono Ciao fiero. amica mia, sei una persona fantastica, lo sai? Non solo per quella voce incredibile che hai, per il talento inimmaginabile che tiri fuori ogni volta che vuoi, ma perché sei una persona splendida. Ciao Francesca, sono un paio di anni che ci conosciamo e sono la tua pazzarella del gruppo, ma tu ormai lo sai e sei anche la mia artista preferita. Sei una persona speciale per me e meravigliosa. Ciao Francesca, ho accolto l'invito di Chicca, è stato lei l'aggancio, per dirti con gioia che l'ultimo tuo concerto è stato spettacolare. Invito tutti voi ad acquistarlo, così invito ad acquistare l'ultimo lavoro discografico di Francesca, Anima Mediterranea. È meraviglioso, compratelo. Francesca, ti voglio bene. Sei un amore di persona. L'amore con te ha sempre trionfato, perché nonostante le sofferenze ti sei conservata sempre la persona buona, umile e dolce che io ho conosciuto. Conservati sempre così, ti voglio bene. Ciao Francesca, come stai? Spero bene. Spero che quest'anno ti porti tanta felicità e tanto successo, come solo tu meriti. Ciao Francesca, un grande abbraccio e tanti cari saluti da Giuseppe e Luca. Ciao Francesca. Ciao Francesca, ti vogliamo bene. Ciao, un bacio. Ecco qua. Mentre stavamo vedendo stavamo decidendo un po' di canzoni. Guardate, tra loro, no? Ci sono una di loro, per esempio, siamo diventati amici, lei purtroppo ha la sclerosi multipla e la musica la sta aiutando tantissimo perché lei canta, Simona, e lei mi ha fatto conoscere questa associazione l'AISM, l'associazione contro la sclerosi multipla, che serve proprio a fare ricerca, un'associazione di una serietà incredibile. Quindi quando vedete AISM fate qualche donazione, perché è veramente una grande associazione, sincera e vera, fanno tantissimo per queste persone, che la ricerca e tante altre cose, un aiuto per chi è malato, insomma una di queste. Tra l'altro invece c'era una delle Nunzia che si è sposata con un uomo disabile, non vedente. Non vedente, sì. Proprio grazie a Simona. Ci sono tante cose lì, insomma, bello, grazie, che bel regalo. Adesso decidiamo il live, però prima devo anche chiedere alla regia di inviarci quel famoso video a cui teniamo veramente maggiormente. Un tuo caro amico, non ti dico nient'altro. E poi ce n'è anche uno dopo. Vediamo, regia. Personalmente e a nome anche di migliaia di persone maltesi mando i miei cari saluti alla grande Francesca Alotta. È grande non soltanto per la musica, non soltanto per la voce, non soltanto per la lirica, ma soprattutto grande per la personalità e anche per il carattere. Grande anche per i gesti di solidarietà che fa durante l'anno con persone diverse e anche con associazioni diverse. Speriamo che in futuro avremo qui a Malta un'altra volta l'opportunità di vedere Francesca e anche i suoi colleghi qui a Malta
per un altro concerto. Abbiamo ancora nelle nostre memorie il concerto fatto un po' di anni fa, quando Francesca era a Malta, durante il periodo quando lei aveva anche annunciato il suo album Anima Mediterranea. Continuiamo a sperare, continuiamo anche a pregare che questa pandemia passa, così un altro concerto di Francesca Lotta lo possiamo anche vedere ed ascoltare anche a Malta. Un'altra volta un augurio sincero di cuore da tutti noi qui a Malta, a Francesca, a Paolo, agli altri collaboratori e soprattutto anche ai vostri ascoltatori e telespettatori in Italia. Grazie Francesca, forza Malta, forza Italia. Ciao Francesca, ci sono pure io. Con questo videomessaggio ti voglio dire quanto ti vogliamo bene, noi qui a Zurigo. Ci manchi tantissimo Francesca. Ti ricordi in questa bella sala il nostro primo musical, quando sei entrato sul palco, prima di aver cantato la prima nota, già il pubblico ad applaudire. Mamma mia che bello, che emozioni, è stato bellissimo Francesca. E perciò non vedo l'ora di poterti riavere qui a Zurigo, fra tutta la comunità di Zurigo, fra tutta la comunità italiana di Zurigo, per chiacchierare, passeggiare e rifare musica, perché la musica è dentro noi, è dentro te, e quindi è la musica che dovrà andare avanti. Ringraziamo la Toscanelli Record, hai visto anche Kenneth Vella, l'ambasciatore maltese. Ma guarda che abbiamo fatto questi concerti a Malta, siamo stati in un teatro bellissimo, c'erano veramente l'arcivescovo, insomma la presidentessa all'epoca, è stata una cosa molto bella, emozionante. Devo dire che con Malta è stata una cosa pazzesca e dovevamo tornare, purtroppo la pandemia l'abbiamo dovuto annullare, sia delle date a Malta, anche con Aleandro c'era una serata a Zurigo, New York, abbiamo dovuto fare tante cose. Ci rifaremo Francesca. E invece gli amici di Zurigo io li saluto con tutto il cuore, perché noi abbiamo fatto un bellissimo musical con Bruno Sonetto. Io addirittura sono stata 3 volte praticamente, perché è nata proprio, sai, quella grande simpatia e la grande anche, sì, e devo dire che gli italiani all'estero amano molto la musica, hanno un po' questa malinconia, no? Francesca, il tempo è volato, perché un'ora e mezza è passata. È volato già? Sì. No. Allora c'è l'ultimo live che ci regali e poi delle domande finali che facciamo ieri. E poi l'ultimo ancora live, penso che comunque la regia... No, non ce la facciamo. Sì, sicuramente, qualche minutino. Vabbè. Allora, che vogliamo fare? Reginella o Stai a Napoli, dai, regalaci qualcosa napoletano. Sole mio? Vai. Reginella? Reginella ci piace di più. Ok, vabbè, allora vada con Reginella. O tamburiata nera, non so. Bella pure Nel frattempo io ringrazio sia Paolo che Chicca, ecco, i nostri complici. Allora io devo dire, Chicca in particolare mi ha aiutato insieme a Natascia e Maria, sono state vicino a me 5 mesi nel periodo in cui avevo fatto la radioterapia, eccetera. Se non avessi avuto loro, tra l'altro abbiamo fatto il progetto di Casalotta, i collegamenti che abbiamo fatto da casa mia, e c'è un format video che abbiamo fatto in puntata 0 di Casalotta Made in Italy, ma ne parleremo successivamente. Adesso andiamo un po'... Vai, live! Te sei fatta una veste scullata, un cappiello che una strecchia rosa, stive miezza 3 o 4 chantose e parlavo francese a così. Fu l'autiere che t'ha incontrato, fu l'autiere a Toledo. Insieme Ida anche tu, t'ho voluto bene a te,
notte stasera non ho vide a Gioperta Caiola, Reginella è volata e tu vola, vola e canta, non chiagnere che te a trovare una padrona sincera che più degna è sentirti cantare. Id Antonio, t'ho voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, ma è voto tu, distrattamente piensa, ma non c'è mamma più, ma è voto tu, distrattamente piensa a Paolo Rinaldi. Ma tu dici Ida e Antonio, ma te la roviniamo se ci inseriamo Ma pure no, noi? Ma te la roviniamo, musica è sì. condivisione. Abbiamo se no due minuti, 3 minuti, quanti minuti abbiamo? Allora, domande velocissime, devi essere proprio come Velocissima a veloce rispondere. nel Sì, rispondere, ci sono, ok? ci Inizio sono, prima vai. io Antonio. Sì. Vai. Come ti rilassi, Francesca? Musica, ma animaletti. Un pregio e un difetto, Testarda, che può essere sia può pregio che essere, difetto. ma soltanto testarda, un po' precisina, troppo precisina? Pignola? No. Vabbè, pignola, sì, Ok. rompi un po'. I tuoi hobby? Hobby, la musica, per me è un hobby, è il lavoro insieme. La bici. Ah, bici. Bello pedalare, bello. Bellissimo. Cosa ti fa arrabbiare? Le bugie. Un programma televisivo preferito? Report. A quale reality parteciperesti? Non lo so, l'isola dei famosi non ce la farei mai, mi sa, perché tutte quelle bestioline non lo so. Ma dai, che ci staresti Ce la farei? bene. Vabbè, Sì, diciamo sì, quello. sì. I colori preferiti? Rosso, blu. Cos'è per te la felicità? Vivere in questo momento, vivere l'amicizia, vivere l'essere positivi, questa è la felicità. E il tuo rapporto con la fede? A volte un po' così, altalenante perché le vicissitudini insomma a volte ti mettono a dura prova. Sei superstiziosa? No, non È troppo. un no di cui te ne sei pentita? Un no di cui mi sono pentita, oddio, non lo so, non mi viene in mente. È un sì di cui ti sei Passo. pentita? Un sì di cui ti sei pentita? Qualche ex, cioè un ex. Ah, E se legato fossi all'amore. un fiore, che fiore saresti? La rosa. Se fosse un film? Il nome della rosa. Nome della rosa, dici? No. Oddio, mi fate queste cose. Se fossi un libro, dai. Un vai. libro, il Gabbiano Jonathan Livingston. E invece se fossi un alimento? La caponata. Parmigiana, caponata, mi piace Ci mangiare. rifaremo Cucino, dopo, sono non bravissima a preoccuparti. cucinare. Allora, facciamo terminare questa Sì, terminiamo con un ultimo live proprio velocissimo e poi ci salutiamo. Sì. E poi ci salutiamo velocemente perché dobbiamo ringraziare Angelo Ucciero che ti ha voluto anche lui fortemente, Grazie. sei stata d'accordo. Io quando vengo qua mi sento in primo famiglia. Sì, lo so, Renato De Carmine infatti ti ama di bene. E devi dire che è una cosa che non ci capita quasi mai, 1 ora e mezza è volata. Davvero? davvero. È volata. Bello. O sole mio? Sì. Vai, Tammurriata. Tammurriata. Vai, allora aspetta, mi devo grazie preparare. Francesca, grazie Paolo. Thank you a voi. Tammurriata. Poi nel disco ho fatto una ricerca di tutte le storie delle canzoni e Tammurriata Nera praticamente ha una storia un po' particolare perché nel 1945 praticamente c'era stata la seconda guerra mondiale e
all'improvviso l'autore vede che lavorava, era primario in un ospedale, incomincia a vedere tutti questi casi di bambini di colore. Cioè, ma come? Allora, chiaramente nella seconda guerra mondiale c'era fame, quindi tanta prostituzione, eccetera, eccetera. Quindi nacquero tanti bimbi di colore. E io non capisco che voto, che succede? Tamburiata nera! Vai. Chiama per più uscire, chi lo fa tenere nere con bacche. O contare con mare che sta a fare, sti fatti non sorrare, se ne contano a migliaia. E volte basta sulle una guardata e a femmina è rimasta tutta a botte impressionata. Se una guardata, se una impressione, se va trovando mo chi stato che ha cogliuto buono tiro, chi lo fa tenere nere con la che. Che si va senza spiegare. A dopo grano cresce, riesce non riesce, che ne grano che le cresce. Me dilla a mamma me dilla pure a me, che tu chiami ciccio Antonio, che tu chiami per più uscire, chi lo fa tenere con me. E signori che vedi chi ne fanno amore, che i marocchini si potranno a sei signori che passano a sé. Anno 1944. Sì, ma ci giusto, sono il grande tantissime Nicolardi. storie interessanti, andate a vedere nel disco. Grazie, grazie Francesca Lotta, Grazie a voi, Paolo grazie a Rainaldi, Paolo grazie Rainaldi. veramente. Ci ritroveremo in qualche altra puntata, in qualche altra occasione. Molto piacere. In replica su Radio Amore Campania giovedì alle ore 21 e mi raccomando acquistate Anima Mediterranea, il concerto live che è molto bello, molto bello, con un regista pazzesco, bravissimo. E ricordate che anche questa puntata andrà in onda domenica sera alle 21 su Partenope TV. Grazie Francesca, grazie Paolo. Grazie a voi, grazie Ci di cuore. vediamo a Tu per Tu. Ciao. Martedì prossimo, ciao. Baciuzzi. Ciao.